Andrà tutto bene se indossi la mascherina, rispettiamo le regole e usciremo da questa situazione. E ancora, Super Zaia, andrà tutto bene. Qui nel chiostro dell'M9 a Mestre, la seconda tappa della mostra voluta dal governatore Zaia dalla regione Veneto, andrà tutto bene. Dopo la prima tappa padovana, oggi il presidente Zaia ha inaugurato la seconda tappa della mostra itinerante con i disegni realizzati dai bambini durante il lockdown. L'inaugurazione è stata l'occasione per donare a Zaia un libretto realizzato dalla quarta A della scuola Veceglio con i desiderata sul loro futuro professionale. È molto bella, è stata molto bella, un'esperienza fantastica da rifare. Mi hanno consegnato un libercolo, insomma una produzione letteraria, definiamo così, dei desiderata, dove ogni bambino ha scritto cosa vuol fare da grande. Io ho ricordato, se volete anche una banalità, che bisogna studiare, anche per fare qualsiasi minima attività bisogna studiare, ma i bambini insomma hanno dimostrato fino in fondo di essere ben coscienti del ruolo che hanno nella società e del ruolo che ha l'istruzione. Nessuno però ha detto di voler fare il governatore. Forse perché nessuno vuole essere in difficoltà, magari trovandosi delle grandi responsabilità. Un bambino ha detto Massa Casini. Io penso che abbiano invece dimostrato di avere uno spaccato anche di desiderata interessante, si va dal cuoco alla rockstar, al DJ, al meccanico, all'ingegnere, all'architetto, insomma un po' tutte le attività. Penso che questo dia anche faccia ben sperare per il futuro, perché comunque siamo davanti a un popolo di bimbi che non ha mandato all'ammasso il proprio cervello, ma sono assolutamente in grado di programmare la loro vita, di pensarla, e penso che i risultati si vedano. Io avevo scritto il tecnico delle luci. Per me è stato veramente emozionante, sono molto felice e ecco, mi è piaciuto l'iniziativa e sono molto felice. Tanta l'emozione di aver visto il presidente dal vivo. In TV lo vedevo, mai incontrato e ho avuto molta emozione. Lo vedevo in televisione, è stato molto emozionante vederlo dal vivo e mi è piaciuto. La mostra resterà all'M9 fino al 22 dicembre per poi spostarsi a Belluno.